è difficile molte volte individuare la nave madre che traina il barchino con i migranti, perché in genere la nave madre li avvicina alle acque internazionali contigue alle acque territoriali, inverte la rotta e va via. Un passaggio di un aereo del dispositivo Frontex, perché il canale di Sicilia è ben sorvegliato sia da Frontex, sia dalla Marina Militare, sia dalla Guardia di Finanza, che è l'unica polizia autorizzata a lavorare in mare, ha permesso di fotografare una situazione sospetta. Le ulteriori investigazioni fatte sempre attraverso aeromobili e poi attraverso il meccanismo navale ha permesso di fare questo inseguimento, che è un inseguimento che poi è andato a buon fine, che si è concluso quasi a ridosso delle coste tunisine, e ha permesso di fermare questi 6 professionisti dell'immigrazione clandestina. Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, lo supponeva da tempo. I migranti arrivavano con sbarchi fantasma su barchini sempre più piccoli e difficilmente avrebbero potuto affrontare un viaggio della speranza in condizioni così precarie, per di più arrivando con gli indumenti asciutti. Ma le teorie vanno documentate e provate. Questa operazione, tradotta con il fermo di indiziato di delitto a carica di 6 presunti traghettatori di vite umane egiziani che hanno dai 23 ai 38 anni, ha segnato una nuova metodologia criminale dell'immigrazione clandestina. C'è una nave madre. In particolare l'imbarcazione parte dalla Libia e tramite una barca carica di migranti, in questo caso 68, arriva fino a 50-40 miglia dalle coste siciliane, poi libera il suo carico, che prosegue verso l'Italia, mentre il peschereccio rientra al porto di partenza. Questa volta la nave madre, usata dai trafficanti di esseri umani nel Mar Mediterraneo, è stata bloccata grazie a un lavoro di squadra. La Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, la Marina Militare, la Questura, la Squadra Mobile. È il risultato di un'azione sinergica tra tutte le forze in campo. Il particolare di questa operazione è proprio connesso a questa capacità che in questi 3 giorni ci ha visto coinvolti operativamente sia in acque internazionali sia poi nello sviluppo delle attività investigative a terra. Sono state importanti le dichiarazioni rese da alcuni che ci hanno raccontato quello che era successo e ci hanno consentito poi di procedere ad un fermo a carico dei 6 scafisti che, come è stato già detto nel corso della conferenza, con una nave madre avevano trainato una più piccola imbarcazione e giù in alto mare poi hanno caricato i migranti su questa imbarcazione per poi darsi alla fuga. Ricordo che la Marina Militare ha in quello specchio di acque un dispositivo, il dispositivo Mare Sicuro, che giornalmente pattuglia e assicura la sicurezza proprio sia al cluster marittimo peschereccio che insiste nell'area e quindi che lavora, e assicura chiaramente gli interessi nazionali, perché grazie al loro lavoro ne beneficia tutto il sistema paese.